Ad Agrigento ieri pomeriggio, in occasione del convegno tenutosi al seminario arcivescovile in ricordo di Rosario Livatino nell'ambito della settimana della legalità 2016, ha partecipato anche Rosi Bindi, presidente della Commissione nazionale antimafia. Ad attenderla in piazza Don Minzoni le autorità, con in testa il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. C'è da dire che la zona del Duomo è stata sorvegliata dalle forze dell'ordine che hanno impedito il transito e la sosta in tutta la piazza Don Minzoni. Prima dell'arrivo del presidente della commissione antimafia, in via Duomo i vigili urbani hanno proceduto alla rimozione di alcune auto parcheggiate in divieto. Nell'aula magna del seminario gremita, alla presenza dell'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, l'onorevole Bindi ha tracciato un bilancio dell'attività della commissione da lei presieduta, soffermandosi sul lavoro svolto riguardante le indagini sull'omicidio del giudice Rosario Livatino. Ma ascoltiamo cosa ci ha detto a proposito l'onorevole Bindi. Onorevole Pietro Nava, testimone oculare dell'omicidio Livatino, lei lo ha voluto sentire in commissione, è diventato un collaboratore della commissione antimafia che lei presiede. Abbiamo sentito perché volevamo, con l'audizione di Pietro Nava, ricordare il giudice Livatino, e queste due persone sono state unite dalla morte di Livatino, ma sono entrambi scritti nel libro della vita, perché credo che la testimonianza di Pietro Nava sia stata fondamentale non solo per accertare i responsabili, i mandanti, gli esecutori dell'uccisione del magistrato, ma fondamentale perché ha dato inizio, come autentico testimone di giustizia, ad una lunga catena di persone che collaborano con la giustizia. È stato un impulso per una legislazione che a quel tempo non c'era e ha fatto da pioniere, e perché noi abbiamo lavorato come commissione proprio al tema dei testimoni di giustizia, abbiamo presentato un disegno di legge di riforma e quindi ci sembrava doveroso che attraverso l'audizione noi rendessimo in qualche modo un riconoscimento ad una persona che ha dato tanto per il nostro Paese, e attraverso di lui ricordassimo ancora una volta la figura del giudice Livatino.